22esima edizione del trofeo Società Ciclistica Corsanico, gara riservata alla categoria Elite d'Under 23 con partenza ed arrivo a Corsanico, località della provincia di Lucca, sulle colline della Versilia, per questa manifestazione riservata alla categoria Elite d'Under 23. Buono il successo di partecipazione con 113 atleti che hanno e stanno per prendere il via, un percorso sicuramente esigente, un percorso impegnativo con la doppia ascesa al Gran Premio della Montagna di Pedona, poi il passaggio dalla salita di Montemagno e l'arrivo in salita a Corsanico. Tutto è pronto per il via, imminente la partenza. Dare il via ufficioso il segretario della Società Ciclistica Corsanico, vale a dire Antonio Crotti. Partiti in questo momento, gli atleti muoveranno verso il termine della discesa e quindi poi andranno a dare il via ufficiale. Buono il successo di questa manifestazione, vi ho già detto dei 113 atleti che stanno per prendere il via, tanti i nomi importanti, tanti nomi da tenere d'occhio in questa classica organizzata dalla Società Ciclistica Corsanico, quindi con la collaborazione della Confraternita Misericordia San Michele, il gruppo donatori di sangue di Corsanico, il gruppo donatori di organi di Corsanico ed in collaborazione con l'OCIP Organizzazioni Ciclistiche Pistoiesi. Il patrocinio è quello del Comune di Massarosa, della provincia di Lucca, della CONI e della Federazione Ciclistica Italiana. La prova valida come prima coppa Domenico Simonini, seconda coppa Giuliano Ceragioli, terza coppa Claudio Tommasi, sesta coppa Giuseppe Belluomini, decima coppa Alessandro Simonini, decima coppa Marco Maffei, undicesima coppa Massimo Chicca, quattordicesima coppa Armando Pepi, diciassettesima coppa Giovanni Francesconi, diciannovesima coppa Trofeo Società Edo Giannotti e ventiquattresima coppa Sesto Panconi. Tutto quindi pronto qui a Corsanico. Gli atleti hanno già preso il via ufficialmente e quindi un percorso che prevede subito importanti difficoltà, perché dopo pochi chilometri di gara si ritorna subito a Corsanico e si va ad affrontare per la prima volta delle due ripetizioni la salita verso il Gran Premio della Montagna di Pedona. Li vediamo, gruppo che in questo momento non reagisce a qualche timido tentativo di fuga iniziale. Un percorso impegnativo che misura 146 km, tante le salite da affrontare, la doppia ripetizione del Pedona, la salita verso Montemagno e poi l'arrivo in salita a Corsanico, che andranno a delineare sicuramente un profilo di vincitore importante, dopo che lo scorso anno a vincere fu Gabriele Graziani, mentre 2 anni fa Andrea Piechele, 3 anni fa Emanuele Vola e poi Francesco Ginanni, Alessandro Proni, Gianluca Mirenda, scorrendo così l'albo d'oro. Una corsa importante, una corsa che si inserisce nell'intenso calendario del mese di agosto della categoria dilettanti e che quindi sta per vivere le sue fasi più interessanti. Con le immagini siamo già in salita verso la prima ripetizione del Pedona, percorsi 19 km di gara. Al comando troviamo Marco da Castagno, rinquadrato in questo momento, 15 secondi il vantaggio nei confronti del gruppo. Marco da Castagno dell'Unione Ciclistica Pistoiese Cecchi Logistica, partito quindi a tutta, il corridore che è di casa in questo frangente e già nelle prime rampe della salita che porta prima verso Corsanico e poi verso il Gran Premio della Montagna di Pedona si è messo subito in luce. Leggero margine di vantaggio, 15 secondi non di più in questo momento, quando siamo all'ingresso dell'abitato di Corsanico. Buona comunque la pedalata di Marco da Castagno, risolito a queste azioni. Gruppo che per il momento non reagisce, accusa un ritardo, vi ho detto, di 15 secondi,
che ricordiamo grazie anche all'ausilio della grafica, 15 secondi il distacco tra il fuggitivo solitario al comando, vale a dire Marco da Castagnoli, ed il resto del gruppo che per il momento sta salendo relativamente in maniera tranquilla, anche se ricordiamo siamo appena a 20 km di corsa dei 146 che sono in programma. Una corsa sicuramente che vivrà nella salita finale verso Corsanico della fase più importante. Intanto siamo ancora in salita, percorsi 22 km di gara, sale a 40 secondi il vantaggio di Marco da Castagnoli nei confronti del gruppo, quindi ottima l'azione del corridore dell'Unione Ciclistica Pistoiese Cecchi Logistica, impegnato nel tratto in salita verso il Gran Premio della Montagna di Pedona. Ci sarà un doppio passaggio da questa località che poi vedrà anche il passaggio il 15 d'agosto della Firenze-Viareggio. Insomma, un calendario davvero ricco e vivo quello della Versilia nel mese di agosto per la categoria dilettanti. Il gruppo, che vediamo preceduto da un paio di atleti, accusa un distacco di 40 secondi nei confronti di Marco da Castagnoli, mentre stiamo ancora salendo verso il Gran Premio della Montagna di Pedona. Intanto con le immagini andiamo a ricordare 40 secondi tra Marco da Castagnoli ed il gruppo, che è preceduto da questi due atleti che vediamo adesso inquadrati. Vi ricordo che stiamo seguendo le immagini del 22esimo trofeo Società Ciclistica Corsanico, gara riservata alla categoria Elite d'Under 23 ed organizzata dalla Società Ciclistica Corsanico. Intanto con le immagini passiamo proprio al GPM, località Pedona, passa da Castagnoli, però si è ridotto il suo vantaggio, infatti ormai poche decine di metri. Possiamo parlare a questo punto di gruppo compatto allo scollinamento dal Gran Premio della Montagna di Pedona dopo 25 km di gara. Quindi sono partiti a tutta gli atleti in questa 22esima edizione del trofeo Corsanico, partiti a tutta sotto la spinta di Da Castagnoli, anche se adesso il gruppo si è ricompattato, anche se come vedete si è notevolmente allungato proprio a causa delle rampe verso il Gran Premio della Montagna di Pedona. Con le immagini torniamo in pianura perché cambia la situazione. Infatti al comando troviamo adesso un terzetto composto da Stanislaw Bassuko, Michael Kaczynski e Francesco Lasca, che si aggiunge proprio in questo momento. Procede adesso l'atleta marchigiano della Bedogni Grassi Natalini, prende qualche metro di vantaggio nei confronti degli ex compagni di fuga, ma gruppo che è vicinissimo agli uomini che stiamo vedendo inquadrati in questo momento. Poche decine di metri, forse un centinaio di metri di vantaggio per Lasca nei confronti degli altri due compagni di fuga, e poi il gruppo. Intanto Francesco Lasca, Bedogni Grassi Natalini, impegnato in questo tratto pianeggiante. Alle sue spalle segnalato un drappello di una decina di unità, mentre il gruppo ha perso leggermente contatto. Comunque andremo a controllare la situazione. Eccolo lì i più immediati inseguitori di Francesco Lasca, che si stanno riportando sul corridore marchigiano, così si va a comporre un drappello di una decina di unità sulla testa della corsa, decina di unità che hanno un vantaggio di una decina di secondi nei confronti del plotone che quindi accusa un lieve margine di ritardo e che è pilotato, lo vediamo in questo momento, dalle maglie della formazione che ha tra le proprie fila Vinera Gomez Anacona, vale a dire la Caparini Le Village Vibert Italia. 80° chilometro di gara, abbiamo un'azione a 4 con Sharei Papok, Jaroslav Rubaka, Stanislaw Batsko e Mikhail Kaczynski. Questi 4 uomini al comando, 16 secondi il vantaggio nei confronti del gruppo. Azione quindi tutta composta da atleti stranieri, atleti dell'est Europa, che probabilmente hanno pianificato questa azione. Adesso hanno 16 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo, che come vedete è tirato dalle maglie della Petroli Firenze Cycling Team.
16 secondi di vantaggio quando ci avviamo a vivere gli ultimi 50 km di gara di questo 22esimo trofeo Società Ciclistica Corsanico, gara organizzata dalla Società Ciclistica Corsanico. Intanto stiamo per tornare verso la località di arrivo, un ulteriore passaggio, poi gli atleti proseguiranno verso il pedona per il secondo passaggio da questa località. Una coppia al comando composta da Vincenzo Iannello e Giorgio Cecchinel, li vediamo inquadrati in questo istante. Il gruppo accusa un ritardo di una decina di secondi da questi due uomini, quando siamo ormai in vista del passaggio sotto lo striscione di arrivo, ultimo passaggio prima poi della conclusione, che avverrà proprio in questo senso di marcia. Passano in questo momento i due atleti al comando, con Cecchinel a fare l'andatura. Il gruppo accusa un ritardo di 16 secondi, pilotato ancora dalle maglie della Petroli Firenze Cycling Team. Quindi la situazione è abbastanza chiara quando stiamo salendo verso il Gran Premio della Montagna di Pedona. Adesso siamo in vista proprio dello scollinamento, con Giorgio Cecchinel che è rimasto da solo al comando, con qualche metro di vantaggio nei confronti del gruppo, che però ormai sta per ricucire, e così avviene. Infatti il gruppo torna compatto proprio in vista del passaggio dal Gran Premio della Montagna di Pedona. Percorsi 112 km di gara, ci troviamo ad affrontare la penultima salita di giornata, quella verso il Monte Magno, dopodiché rimarrà soltanto l'ascesa verso il traguardo finale. Al comando troviamo un quartetto composto da Andrea Fedi e Cristian Sbaragli del team Opla, poi abbiamo Gennaro Maddaluno della Malmantile e Vincenzo Iannello della Caparini Le Village Vibert Italia. Siamo allo scollinamento del Magno, gruppo che accusa un lieve ritardo inferiore ai 10 secondi dai 4 uomini al comando. A questo punto davvero ci apprestiamo a vivere le fasi conclusive, 119esimo chilometro di corsa. Un atleta solitario al comando, si tratta di Andrea Fedi del team Opla. Il suo vantaggio nei confronti del più immediati inseguitori è di 5 secondi, quindi vantaggio davvero minimo per Andrea Fedi, che si volta per controllare la situazione. Lo facciamo anche noi, poche centinaia di metri di vantaggio per il corridore pistoiese del team Opla Track Italia, Mavo Valdarno, comunque ottimo passista, già vincitore quest'anno nella gara Mastro Marco. Gruppo che vediamo inquadrato in questo momento rallentare un attimo, 5 secondi il distacco di questi atleti nei confronti di Andrea Fedi. Un gruppo che si è notevolmente selezionato, un gruppo che adesso è forte di una ventina di unità. Vediamo anche l'ex campione europeo Luca Wackerman della Mastro Marco Chianti Sensi Benedetti. E adesso con le immagini andiamo a vivere gli ultimi chilometri di gara. 20 km alla conclusione in questo istante. Si è formato un drappello forte di una decina di uomini al comando, con Stanislau Basco, Andrea Fedi, Marco da Castagno, Di Gennaro Maddaluno, Alessio Casini, Pacion Melo, Viner Gomez Anacona e Davide Mucelli. Questi gli uomini al comando, quindi un drappello di una decina di uomini, dal quale prova ad evadere adesso, è rientrato e poi prova ad evadere Marco Zamparella. Quando siamo a 8 km dalla conclusione, sempre un grande attaccante Marco Zamparella della Maltinti Banca di Cambiano, che quindi prova là solo. A 6 secondi è segnalato anche lui in solitaria Andrea Fedi, mentre il gruppo è segnalato con 20 secondi di ritardo dalla testa della corsa. Buona la pedalata di Marco Zamparella. Intanto alle sue spalle avevamo segnalato Andrea Fedi, eccolo qua, attivissimo anche l'atleta pistoiese del team Opla. Prima era riuscito a proporre un'azione in solitaria, adesso sta cercando l'inseguimento di Marco Zamparella, gruppo che è segnalato con 20 secondi di ritardo. Lo vedete tirato direttamente da Viner Gomez Anacona. Alle sue spalle abbiamo visto Gennaro Maddaluno, questi gli atleti sulla testa della corsa. Ovviamente Davide Mucelli nel tentativo di stoppare l'inseguimento, e ancora con la situazione che vede ancora al comando Marco Zamparella con 6 secondi su Andrea Fedi. Il gruppo invece, che vediamo inquadrato in questo istante, accusa un ritardo di 20 secondi dall'uomo al comando, vale a dire Marco Zamparella.
che sta proponendo questa bella azione. 4 km alla conclusione, si forma una coppia al comando con Andrea Fedi e Marco Zamparella, quindi è andato a buon fine l'inseguimento di Andrea Fedi. Stanno già iniziando le rampe verso il traguardo di Corsanico, 10 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo, che però è segnalato che sta rinvenendo a grande velocità. Andremo quindi a vedere se avrà buon fine questa azione, perché manca davvero poco alla conclusione. Adesso prova ad allungare Andrea Fedi, perde qualche metro Marco Zamparella. Buona ancora la pedalata del corridore pistoiese Andrea Fedi. Adesso un tornante sulla destra, riesce a ricucire lo strappo Marco Zamparella. Il gruppo invece, come vediamo inquadrato, accusa un ritardo di una decina di secondi dagli uomini al comando. Andatura nel gruppo per il momento non particolarmente elevata. Questo non fa altro che favorire i due atleti al comando, ed è Viner Gomez Anacona in testa al plotone, che prova un allungo alla sua ruota. Si porta Davide Mucelli, poi Luca Wackerman. Questi sono i primi tre nel gruppo che sta inseguendo Andrea Fedi e Marco Zamparella. Ormai 3 km alla conclusione, con ancora i due atleti alla comando, ma il gruppo sta recuperando ancora notevolmente, quindi ci devono credere, ma il plotone si sta avvicinando in maniera minacciosa. Infatti come vedete il gruppo ormai ha appena una ventina di metri di ritardo dai due atleti alla comando, gruppo che quindi potrebbe tornare compatto, o perlomeno potrebbero ricompattarsi le prime 10-15 unità del plotone, perché qui ricordiamoci che siamo in salita, stiamo salendo verso il traguardo di Corsanico, quindi una salita impegnativa. Poi gli ultimi chilometri di gara. Adesso prova l'allungo Davide Mucelli, il corridore del team Opla. Ha vinto poche settimane fa a Lippiano in Umbria nel trofeo Tosco Umbro, una bella vittoria per lui, la seconda stagionale dopo che aveva vinto anche il Giro del Montalbano, e ha provato adesso ad allungare, però risicato il suo vantaggio. Adesso vediamo anche Alessio Casini, abbiamo visto Viner Gomez Anacona, adesso è Casini per la formazione della Maltinti Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, che prova ad allungare. Quindi come vedete ancora una fase di studio, si intervallano fasi di studio e fasi di attacco. È davvero un bel finale qui a Corsanico nel 22esimo trofeo Società Ciclistica di Corsanico. La media fino a questo momento superiore ai 43 orari, a testimonianza davvero della grande bagarre che c'è stata sin dai primi chilometri di corsa. Ancora una fase di studio, abbiamo visto anche Pascion Melo nelle primissime posizioni, poi da Castagnoli, Anacona, Mucelli, Maddaluno, questi gli uomini che sono lì davanti, anche Rafael Andreato nelle primissime posizioni, ma prova nuovamente ad allungare Fedi, lo vediamo inquadrato in questo momento. Davvero grande combattente l'atleta del team Opla, che dopo averci provato più di una volta in questa corsa non si perita e continua a tentare l'allungo anche negli ultimi chilometri di gara, ma chiude su di lui. Abbiamo visto Viner Gomez Anacona chiudere. Adesso c'è lo scatto però di Alessio Casini, qualche metro di vantaggio per il corridore livornese. Ormai ultimo chilometro per Alessio Casini, con 20 metri di vantaggio nei confronti del resto del gruppo, ed è Alessio Casini che va a vincere il 22esimo trofeo Società Ciclistica Corsanico. In seconda posizione arriva Davide Mucelli, terza piazza per Rafael Andreato, quarto Gennaro Maddaluno, quinto Pascion Melo, sesto Dennis Van Endert, settimo Marco da Castagnoli, ottavo Ilyav Konishev, nono Andrea Fedi e decimo Viner Gomez Anacona. Secondo successo stagionale per Alessio Casini, e a questo punto andiamo a sentire le interviste realizzate dal collega Vitaliano Innocenti. Dopo questa bella manifestazione, dopo questo commento, abbiamo visto tutta la corsa, ma siamo con il vincitore Alessio Casini. Alessio, una gara importante, una gara che ci voleva. Sì, una gara che ci voleva, una gara nazionale, una gara importante, dura, con arrivo in salita. Sapevo di poter far bene, speravo di far bene, e sono arrivato qui con tutte le convinzioni per poter arrivare. E niente, stavo bene, nel finale Zamparella mi ha dato una mano andando via da solo, tenendo il gruppo, diciamo, da dietro
un po' nervoso, io potevo rimanere alle ruote e poi nel finale ci sono stati scatti contro scatti e sono riuscito a cogliere l'attimo giusto per poter andare via mentre gli altri si guardavano, ecco. Bene, sentiamo patron Renzo Maltinti, lo vedo molto soddisfatto, sorridente. Renzo, un'annata, un po' di rammarico. Renzo diceva sempre quest'anno non vinciamo, però Renzo è arrivata questa vittoria, una vittoria importante non solo per la squadra ma anche per i ragazzi. Sì, diciamo che le vittorie ci mancano un po' perché il nostro palmarès di corridori secondo me è di buonissimo livello, naturalmente fino ad oggi avevamo fatto 2 vittorie ma tanti secondi posti, tanti piazzamenti e ci mancava le vittorie. Oggi siamo venuti qui con tutte le buone intenzioni su tutti i profili perché sapendo che Casini praticamente in salita, Zamparella, lo stesso Zamparella poteva essere un arrivo per lui e credo che naturalmente si siano giocati veramente il finale alla grande. E stando davanti le possibilità ci sono, quando si sta molto in gruppo difficilmente poi magari va via la fuga, non si entra e allora non siamo protagonisti, magari le forze le possiamo anche avere. Oggi sono stati attenti veramente con tutti questi squadroni, una corsa veramente bella e credo che sia un risultato che ci ripaga un po' di tutti gli sforzi, noi e i nostri corridori. Ma Corsanico ha sempre uno smalto a sé. No, ma le stavo dicendo agli organizzatori. Cioè, quest'anno ci ho visto anche più gente del solito, una bella gara, un bel lotto di concorrenti, sono partiti abbastanza numerosi, l'importante è che siano arrivati abbastanza rispetto agli altri anni che ne arrivava in maniera esigua, ma io penso sia una bella soddisfazione, ecco, per questa società, per questo paese soprattutto, no? Perché poi qui è un paese che si impegnano tutti per realizzare questa manifestazione, meritano veramente un plauso. È l'unica gara nazionale che ci è rimasta in provincia di Lucca, insomma sappiamo benissimo le difficoltà che ci sono in questo momento, ecco, e quando insomma, si riesce a mettere insieme una bella manifestazione con tanta gente, tanto pubblico, guarda, forse io è 10 anni che sono presidente, è la gara che ci ho visto più pubblico qui a Corsanico e questo mi fa molto piacere, ma soprattutto ecco, per gli amici di Corsanico. Damasco Rosi, assessore al comune di Massarosa. Assessore, una bella corsa, tanti partenti, tanti corridori, un vanto per la vostra comunità. Sicuramente, io mi complimento prima di tutto con gli organizzatori che sono persone volenterose che ogni anno veramente si spendono per fare una manifestazione così importante. Quest'anno tra l'altro mi è parso di aver visto molte persone anche sul circuito, anche in pianura e questo per noi insomma è un vantaggio, una cosa molto importante perché persone anche che vengono al di fuori del nostro territorio possono scoprire le bellezze del comune di Massarosa e questa è un'occasione importante per noi. Antonio Grotti è il segretario della società ciclistica Corsanico. Dunque segretario, come dicevo anche con chi ho intervistato prima, tantissimi corridori, tanto pubblico e per voi è una grossa soddisfazione. Sì, quest'anno è veramente una grossa soddisfazione, è venuto al CT Amatori e ci sono stati più di 50 corridori. Ringrazio tutti dal Presidente Battaglia al signor Giannoni, Presidente dell'OSCIP, a tutta l'amministrazione comunale che ci dà la mano, che ci fa tutti e in più volevo mandare un saluto particolare a mio zio che mi è mancato ieri, purtroppo un bacio. Un ringraziamento particolare a qualcuno? Al nostro Presidente e a tutti i collaboratori che mi danno una mano per poter arrivare a questo giorno, fa sì che sia la più bella cosa che ci sia. Il segretario ha chiamato in causa il Presidente ed eccolo qua, Doriano Angeli. Allora Presidente, la vedo molto contento, soddisfatto perché quando le cose riescano bene è sempre bene per tutti. Sì, quest'anno è una corsa da segnale negli annali perché 40 corridori a Corsanico non sono mai arrivati, quindi per noi è un grande successo quest'anno. Siamo molto contenti della partecipazione poi di pubblico che c'era tantissima gente, quindi meglio di così quest'anno non poteva andare. Ecco, come dicevo con Grotti, per voi di Corsanico è difficile organizzare una corsa? È molto difficile, anche perché ogni anno che passa è sempre più difficile. Il problema sono i soldi perché non si riesce mai, però fino a che ci si fa si continua, imperterriti. Senta Doriano, il prossimo anno agli sportivi gli diamo appuntamento al prossimo anno.
certamente, senza ombra di dubbio. 23esima edizione qui a Corsanico. Certo, senz'altro si farà.